Presidente, come sta affrontando la pallavolo questo momento di grande incertezza dovuto all'emergenza sanitaria? Sì, la pallavolo, ovvero il volley, ha la fortuna di non essere uno sport di contatto e di conseguenza le nostre squadre 13, 15, 17 e 19, parlo degli under e dei più giovani, hanno potuto comunque allenarsi da sempre, da ottobre in poi, con due piccole pause da fine ottobre a inizio dicembre sono fermati altri 10 giorni. Perciò la fascia dei più giovani, degli adolescenti è stata tutelata, grazie proprio perché non è uno sport di contatto. Sono ripresi anche i campionati a livello locale dai primi giorni di marzo. In questo momento abbiamo bloccato più per prevenzione che per veri e propri casi Covid, l'11-12% delle gare sono saltate. Tutto sta procedendo abbastanza bene, anche perché c'è grande responsabilità da parte della società nei protocolli di sicurezza, e perciò diciamo che tutti ci guardano un po' con invidia, perché è l'unico sport che di fatto continua a frequentare gli impianti di gioco, e penso che continueremo anche più avanti con i più adulti e con i più piccolini, perché tra poco usciranno delle iniezioni mirate proprio a loro. Crede che ci saranno dei cambiamenti permanenti tanto nell'organizzazione quanto nel gioco stesso post-Covid? Ma penso di no, cioè le attenzioni che sono state poste nei nostri protocolli sono quelli di evitare i contatti, e perciò sono tutti protocolli legati più al pre-post gara, non far incrociare le squadre, o perlomeno fare in modo che il classico saluto di fine gara della stretta di mano sotto rete, che era un momento anche di sportività, in questo momento è stato sostituito con un inchino sulla linea dei 3 metri. Per le regole di gioco direi sicuramente di no, solo attenzione alla sicurezza. Quali saranno le parole chiave per la ripartenza? Ma le parole chiave sono che intanto il nostro è un movimento con 89 società e di solito con oltre 8.000 tesserati, e in questo momento il dato ci dice che abbiamo circa 2.200 tesserati in meno. Questi sono quasi tutti nella fascia sotto i 12 anni, sono circa 1.900. Questo fa capire che il 25% dei nostri tesserati non sono nelle palestre. Come non sono nelle palestre, ma lo saranno dopo Pasqua, sia gli over, i nostri campionati diciamo di divisione, sia quelli sotto i 12 anni, in quanto proprio in questi giorni stanno uscendo delle indizioni che permetteranno a queste squadre di allenarsi, principalmente perché queste sono ferme da fine ottobre. E poi uno degli input che abbiamo dato proprio nella nostra tornata elettorale del 21 di febbraio è quello di iniziare a fare un percorso molto attento con i più giovani, gli allenatori più giovani, i dirigenti più giovani. Noi lo chiamiamo volley experience, nel senso che cercheremo di fare delle task force fatte da allenatori, da psicologi, da persone navigate al nostro mondo, per entusiasmare i ragazzini e le ragazzine nelle palestre, perché sicuramente loro sono i nostri primi ambasciatori per entusiasmare i loro compagni di classe, di scuola, di quartiere, per venire alla pallavolo. Se non si divertono non è giusto neanche che stiano nelle palestre, e noi abbiamo questo compito principale di farli divertire. Inoltre dobbiamo porre tanta attenzione per quanto riguarda anche le garette dei più giovani alle loro famiglie che in questo momento non possono entrare nelle palestre, e capirete bene che i genitori sono la parte fondamentale, sono i primi accompagnatori e educatori dei loro figli, e lasciarli fuori dalle palestre è un peccato mortale, ma per il momento il protocollo non lo permette.